Presidente, mi sente? Io la vedo, Presidente. Buongiorno a tutti dal vostro presidente Luca Paia. Oh, buongiorno. Scusi, ma che ci fa vestito da astronauta? Beh, guardi, in occasione del 50° anniversario della prima volta che l'uomo è andato sulla Luna, Sì? io ho pensato di ripetere l'impresa. Questa volta però non con i colori americani, ma con i colori veneti. Ma non è possibile, dai. Guardi, d'altra parte io avevo promesso l'autonomia ai miei concittadini, infatti. ma ora ho pensato di fare molto meglio. Cosa? Promettere loro addirittura la Luna. Ma allora è sulla Luna. Certamente che sono sulla Luna. Ma è sicuro? Guardi, lo dicono i cartelli, vede. Questo dice la Terra si trova a 387.000 chilometri. Vedo, sì. Poi, questo dice Marte si trova a 57,6 milioni di chilometri. Ma è proprio la distanza di Marte e della Luna. È quello. E questo riguarda l'autonomia. Dice l'autonomia veneta si trova a 150 milioni ma di anni luce. E quindi l'autonomia i veneti non la vedranno mai. Tra l'altro vedo anche altri cartelli con delle indicazioni tipo toilet, spogliatoi. Non è che avete già impiantato qualche capannone sulla Luna, siete andati lì a deturpare il paesaggio lunare. Però dica la verità, lei non ha proprio la tuta da astronauta, Infatti guardi, dal momento che io vengo da una regione virtuosa, proprio in ragione dei costi standard ho dovuto risparmiare e prendermi una tuta da verniciatore. Ma può essere pericoloso. Poi, lei lo sa com'è, noi veneti abbiamo il lavoro nel sangue. Sì, quindi ho pensato che sicuramente sulla Luna avrei trovato qualche lavoro da fare, magari aggiustare qualcosa o verniciare una porta. Quindi mi sono munito per l'occorrenza. Vabbè, ma senta, cosa ha trovato poi sulla Luna, dai? Io qui ho trovato un sacco di opportunità, soprattutto per i nostri coltivatori veneti. Ah sì? E quali? Beh, guardi, noi qui possiamo piantare tutte le viti di prosecco che vogliamo. Anche sulla Luna. E poi, soprattutto, la cosa più importante è che possiamo pompare dei fitofarmaci e trattamenti chimici a tutto spiano. Ma non potete! Senza rischiare che i vicini vengano a romperci le palle. Ma no, ma inquinate la Luna così, dai, insomma. Io personalmente ho già provveduto a impiantare le prime viti. No, sulla Luna, dai, insomma. Cioè, guardi, mi segua e le faccio vedere. Però prima, aspetti un attimo, devo fare una cosa molto importante. Quale? Ci dica, sì. Devo impiantare la bandiera veneta nel suolo lunare. Vabbè, allora vediamo questa operazione, lo vediamo impegnato, è quasi un'operazione rituale, insomma, ecco, l'allunaggio. Sì, vedo. Questa non sventola e quindi la gente può essere sicura che questo non è un complotto, non è un film fatto in studio, noi veneti sulla Luna ci siamo stati veramente. Ma nessuno ha mai dubitato che anche gli altri ci siano stati. Ad ogni modo, Presidente, cosa vuol dire da questo paesaggio così lunare? Ma io direi, da questa atmosfera spaziale, ditemi voi se anche questa non è l'eccellenza. Benissimo, grazie Presidente, non mi resta che dirle buon atterraggio. Ciao a tutti. Menegari e sul specie sul frizzanti secco e il galco è or dell'oro secco e se un capo è a volo secco se poi gustarlo